91 lavoratori a rischio, un'azienda che potrebbe chiudere i battenti in modo definitivo. Si è aperto in regione il tavolo anticrisi per la Alterna Pack, azienda specializzata nella produzione di imballaggi di San Pietro in Gu. Al tavolo l'assessore regionale è Elena Donazzan, una rappresentanza dell'azienda con i propri consulenti, i sindacati e il sindaco Paolo Polati. Nell'incontro l'azienda ha presentato le difficoltà del sito produttivo senza chiudere le porte al dialogo, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione attraverso la ricerca di possibili acquirenti. Il tavolo tornerà a incontrarsi il prossimo 17 febbraio. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha garantito il massimo impegno per la tutela dei posti di lavoro. È necessario che non venga abbandonato il sito produttivo, perché perdere un'azienda significa impoverire un territorio ed è esattamente ciò che vogliamo evitare per il bene di tutti.